una situazione sicuramente che sta continuando. Ricordiamo che qualche settimana fa eravamo qui proprio per le stesse ragioni, oggi vi trovate qua davanti alla prefettura con questo gesto dimostrativo di incatenarvi, perché ancora la prefettura non vi dà nessuna risposta e neanche una interlocuzione. No, no, assolutamente no, purtroppo sono sincera, è da 13 mesi che noi attendiamo dei fondi che nessuno ci dà, ci siamo indebitati con i prestiti, abbiamo anticipato noi cooperative, perché tra l'altro oltre danno la beffa, perché per loro rimborsarci tra virgolette vogliono tutta una serie di documentazioni, la rendicontazioni con allegati bonifici di pagamento, cioè loro non ci mandano i fondi, però noi dobbiamo già aver reso il servizio e pagando una serie di cose, dipendenti, fornitori, e quindi siamo dovuti ricorrere a prestiti bancari. L'assurdo, da 13 mesi appunto che nessuno ci dice niente, nessuno. In pratica la normativa cosa dice? O giusto o sbagliata che sia, per carità, che i comuni dovrebbero pagarci per poi richiedere il contributo tramite la prefettura al ministero. Invece giustamente i comuni, diciamo giustamente, non si possono fare carico di queste somme, ma il problema è appunto questo, perché loro dovevano unirsi per cercare una soluzione, questi sindaci, anche far cambiare le normative, visto che secondo il mio parere è sbagliato che un sindaco si deve fare carico dell'accoglienza, per carità, sono consapevole di questo, però c'è stato molto ma molto menefreghismo e noi siamo esasperati. Ecco, la vostra forma di protesta fino a che punto arriverà? Noi senza limite, senza orario saremo qua finché non ci daranno risposte concrete, perché ormai è il momento, noi siamo arrivati totalmente, cioè le banche che ci chiamano, i fornitori, i dipendenti, di tutto e di più, quindi abbiamo bisogno questa volta di risposte concrete, se no non possiamo tornare a casa, siamo devastati. Siamo qui oggi perché abbiamo una seria problematica con la prefettura di Agrigento, in quanto varie volte abbiamo fatto già dei sit-in delle prefetture, ma nessuno ci vuole ascoltare. Nella problematica che abbiamo avuto è che praticamente oggi si aggiunge anche il fatto che abbiamo saputo che sono arrivati dei fondi per il primo trimestre 2025 solo del 35%. Quindi oltre che noi abbiamo già i maggiorenni che non ce li pagano, i minori che non li inseriscono più perché da Lampedusa direttamente li portano al nord Italia direttamente con l'aereo. E poi sì, abbiamo 10 mesi di arretrato che nessuno ci paga, praticamente siamo fermi con i pagamenti a settembre del 2024. Quindi la situazione è insostenibile, quindi ora siamo qui per essere ascoltati da qualcuno della prefettura e quindi trovare una soluzione, perché così non possiamo andare veramente più avanti, è intollerabile perché dobbiamo pagare stipendi, dobbiamo versare contributi allo Stato italiano, dobbiamo mantenere i minori e i neomaggiorenni e non ce la facciamo più. Sinceramente la situazione sta diventando insostenibile, in quanto i ragazzi, i maggiorenni, sono di gran lunga superiori come numero dei minorenni. Non abbiamo per niente il supporto delle istituzioni, siamo rimasti lasciati soli a noi stessi. Infatti sono mesi che non percepiamo gli stipendi, ma non per colpa dei nostri datori di lavoro, in quanto sono delle persone abbastanza disponibili, ma per colpa delle istituzioni. Ora siamo stanchi in quanto tutti abbiamo delle famiglie, tutti abbiamo dei figli e quindi stiamo lottando per il nostro futuro. Volevo puntualizzare anche il fatto che quelli che lavoriamo all'interno di queste associazioni e cooperative siamo delle persone qualificate, laureate, anche laureate con più lauree. Ho voluto ribadire questa cosa in quanto le persone ci giudicano come lavoratori di serie B e noi non siamo lavoratori di serie B, siamo delle persone dignitose che ci alziamo la mattina e andiamo a lavorare per dare anche un futuro, un sostenimento ai nostri figli.